E torniamo a Musile, stasera alle 21 nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Toti di Musile. L'amministrazione comunale e l'associazione Imprenditori per Musile presenteranno alla cittadinanza il nuovo ed innovativo servizio di vigilanza che è stato istituito sul territorio grazie alla convenzione con l'azienda Secur Vigilar. Trattasi di un nuovo modello operativo pensato dall'amministrazione comunale per fornire un ulteriore strumento di sicurezza ai cittadini, oltre a quello delle forze dell'ordine. Al giorno di oggi abbiamo la necessità di garantire ai nostri cittadini il maggior numero possibile di strumenti per tutelare la loro sicurezza, dice il sindaco Silvia Susanna. E seppur in questo momento difficile per gli enti comunali, anche i sindaci hanno il dovere di aiutare con strategie utili l'operato delle nostre forze dell'ordine. Grazie a questo accordo, Musile di Piave potrà contare sulla presenza durante l'orario notturno di alcune pattuglie di sorveglianza istruite e professionali che gireranno sul territorio non sostituendosi a carabinieri o polizia, ma fornendo un supporto utile contro i principali reati che possono venire commessi. Il cittadino, conclude sempre il sindaco Susanna, potrà mettersi gratuitamente in contatto con l'istituto di vigilanza grazie ad un apposito numero telefonico.